Ciao amici di Venti del Territorio, ben ritrovati, buona giornata a tutti. Quest'oggi siamo a Corbanese in Tarco, siamo alla 55esima mostra dei vini dei colli superiori 2026. In compagnia abbiamo Battistone e Patrick, che è il segretario della Proloco. Ben ritrovato Patrick, è un piacere averti qui davanti a un buon calice di Valdobbiadene, Conegliano. Parte anche questa 55esima edizione con tanta voglia di fare. Sì, parte in realtà quest'anno è già il terzo fine settimana lavorativo per noi. In realtà abbiamo avuto un calendario abbastanza ricco di eventi, cominciando con il weekend 1, 2 e 3 di maggio, e poi abbiamo fatto anche una mostra al mercato il weekend scorso, e questo weekend comincia appunto la 55esima mostra del vino superiore dei colli. Dal 23 maggio al 7 di maggio fino al 7 di giugno vi aspettiamo tutti i fine settimana, dal venerdì alla domenica sera qui. Ecco, quanti mi dicevano poc'anzi i tuoi collaboratori, anche quest'anno si è aggiunto qualche nuovo produttore, quindi la famiglia cresce. Sì, esatto, abbiamo una cantina nuova che espone, che si è fornito il suo vino appunto per questo evento, e bene o male le altre sono sempre del territorio, nel comune e anche fuori. Ecco, cerchiamo di valorizzare la zona. Un sogno d'amare ogni momento eterno. Con la mostra di Corbanese, la mostra dei vini di Corbanese ha la particolarità che è agganciata ad una sagra vera e propria, nel senso voi cucinate anche. Quali sono i piatti tipici? Beh, in realtà abbiamo di tutto, c'è la grigliata mista, che quella non manca mai, per cui bracciola, costicina, salsicce, e abbiamo il galletto, abbiamo piatti un po' meno di carne, quindi il formaggio cotto, e da questa edizione è presente anche il pasticcio di verdure, oltre a quello di ragù che già c'era nelle edizioni precedenti. La mia anima è qui, concerto per voi. Certo, le mostre del vino, le mostre della primavera del Conegliano Valdobbiadene Prosecco sono un momento di aggregazione, un momento di attività per tutte le colline del Prosecco Patrimonio UNESCO, e Nupro Treviso è sempre al fianco di queste mostre, Nupro Treviso è sempre al fianco di tutte le Proloco, soprattutto insomma in questo periodo molto vivo, molto frizzante, che è la primavera del nostro Conegliano Valdobbiadene Prosecco. Qui dietro al palco il cuore trema come la prima. Sì, confermo, effettivamente magari non sembra, però c'è sempre molto da fare, e tra tutti quanti funziona meglio, ecco. E ne abbiamo di molto giovani e ne abbiamo di molto esperti, per cui ne approfitto per ringraziare tutti quanti per il contributo che ogni anno queste persone danno per la buona riuscita di questo evento. Respiro a chi mi ascolta, chi mi dà un motivo, un applauso. Ecco Patrick, prima di alzare il calice e brindare, io ti faccio approfittare anche delle telecamere per invitare i tarzesi ad avvicinarsi alla Proloco, al volontariato. Sì, assolutamente, anche perché è una cosa che si può fare a tutte le età. Come accennavo, abbiamo un gruppo abbastanza eterogeneo per quanto riguarda le fasce di età. Non costa nulla mettere a disposizione un po' del proprio tempo libero a servizio degli altri gratuitamente. Le luci danzano. Sì, esatto, noi come provincia cerchiamo di stare sempre vicini alle associazioni del territorio, in particolare le Proloco. Come ho ricordato prima, la provincia di Treviso è attraversata da rassegne organizzate da UPI, organizzate dalle Proloco, che valorizzano le eccellenze del nostro territorio, quindi dal radicchio di Treviso all'asparago, fino ad arrivare appunto al Conegliano Valdobbiadene per questa rassegna della primavera del Conegliano Valdobbiadene Prosecco, una delle eccellenze della nostra provincia, uno dei fiori all'occhiello, quindi una rassegna che da anni
e crea vivacità nel nostro territorio, crea turismo, quindi una valorizzazione non solo del prodotto ma anche del territorio della nostra provincia. Abbiamo diverse specialità, il prossimo weekend per esempio abbiamo la serata del baccalà e il sabato 30 maggio c'è la serata della costata, e mentre l'ultimo weekend abbiamo le seppe in umido e lo spezzatino di mousse, per concludere poi la domenica 7 con lo spiedo. Quindi come avete capito bene, qui a Corbanese di Tarso, la 55esima mostra dei vini superiori dei Colli vi aspetta. Patrick e tutto il suo staff vi accoglieranno a braccia aperte per un buon calice di vino e dei piatti molto particolari del nostro territorio. Noi vi aspettiamo qui a Corbanese. Patrick, salute! Concerto per voi, per voi.